Come ogni anno, il giorno del ricordo, con la commemorazione delle vittime delle foibe, porta con sé polemiche a distanza. A Padova, nel caso specifico, volano parole grosse tra Casa Pound e l'ANPI, l'associazione partigiani. Nei suoi volantini, distribuiti in tutta Italia, la formazione neofascista attacca l'ANPI, colpevole, secondo i suoi attivisti, di mettere in discussione la figura di Norma Cossetto, la studentessa infoibata, e di rivedere al ribasso la stima degli esuli istriani, fiumani e dalmati colpiti dal comunismo jugoslavo. Un conto sono i morti durante la guerra e indubbiamente non si possono capire se non si pensa a quello che ha fatto il fascismo in quelle zone lì, con uccisioni, crudeltà, dall'esodo, e l'esodo è inutile negarlo. C'è stato un progetto così di Stato jugoslavo che e non è pulizia etnica come dicono loro, ma è evidentemente un progetto a cui gli italiani della costa asiatica non sono voluti sottostare, ma non è pulizia etnica. Quanto a Norma Cossetto, l'ANPI di Padova condanna le estremizzazioni che vengono anche da ambienti di sinistra. Anche dall'ANPI, forse di Lecce, non sanno le cose. Norma Cossetto è stata, non so bene se sia in un modo o in un altro, ma è stata comunque uccisa. Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, costituente del Partito Comunista Italiano, le ha dato la laurea d'onore, quindi è comunque una vittima. Sicuramente era figlia di un fascista, ma questo non vuol dire che dovesse essere uccisa. No alle strumentalizzazioni da una parte e dall'altra, richiama a essere obiettivi sui numeri, sulle cifre delle vittime e sul fatto che l'esodo è stato causato, dice l'ANPI, da un contesto che ha indotto migliaia di persone a lasciare quella terra, cifre ben diverse quelle pubblicate dai militanti di Casa Pound, 10.000 morti e 350.000 esuli costretti ad andarsene per un progetto di pulizia etnica, sostengono. Ammettiamo che ci sono state delle cose esagerate, però è chiaro che se non contestualizziamo nel ventennio con quello che ha fatto il fascismo non capiamo certe cose. L'esodo è una cosa diversa. Se ci fosse stato un progetto includente da parte dello Stato jugoslavo, la gente sarebbe rimasta perché era la sua terra. Lì non c'è stato. Resta il fatto che in questo momento un confronto, un contraddittorio tra questi due mondi, ANPI e Casa Pound, è semplicemente impossibile. Con Forza Nuova e Casa Pound, sinceramente, proprio non mi pare che sia il caso. Sono forze assolutamente antidemocratiche.